Il nuovo manager del commercio di Udine, Guido Kaufin, ha presenziato al succo nelle vesti di arbitro, per così dire, per valutare dall'interno lo stato dell'arte del commercio nel capoluogo friulano, senza nascondere ai nostri microfoni che questo sia tra i momenti più difficili della storia in tal senso. Probabilmente stiamo affrontando l'anno più difficile. Senz'altro dopo la pandemia, ma io da 25 anni che lavoro in questo comparto e devo dire che in questo momento la criticità è più subdola, okay? Perché tutti gli altri momenti in cui ci sono stati degli stop and go del comparto era facile individuare la matrice. Anche recentemente la guerra, la crisi energetica ti portava immediatamente a dare una colpa, una causa. In questi mesi si vede una fase di quasi direi calma piatta, una contrazione della tendenza al consumo, probabilmente stiamo subendo l'effetto di lungo termine di certi effetti esogeni del comparto. E Kaufin non si è sottratto nemmeno alla domanda sulla ZTL e su quale impatto abbia avuto nel commercio in centro città, dando un punto di vista molto interessante a riguardo. Non mi nascondo il fatto che la preoccupazione degli esercenti su questo tema a volte predomina anche alcuni elementi razionali. Il comparto ha molte criticità e temi da affrontare. Il tema dell'organizzazione della mobilità è un tema che ovviamente ha appassionato, è un tema che divide, ma è un tema con cui io nel mio lavoro ci devo lavorare a prescindere da quelle che sono le decisioni e storicamente devo anche dire che ha degli impatti a volte più di o brevissimo periodo e poi più lenti.